Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Crodi o non crodi te vite, è la condizione per essere contents o malcontents. Però si può anche credere in Dio senza sapere. Partendo dal fatto che l'apparizione di Dio in questo monte sedi in te bontà, in te bellezza, sicché quando noi restiamo incantesemati davanti di una belle muse, davanti di un lavoro fatto bene, davanti di una chialade che ci ristora, davanti di una rose, quando noi restiamo capaci che robischi, o siamo in contatto col Signore, e quando io sono convinto che la musica è la lingua di Dio, perché favela di chi si va dritto dal cuore. Quando noi sentiamo la musica, o gustiamo la musica, o cantiamo, in che volte siamo in contatto col Signore, altro che. Di modo che il biel e il buon, se no in che smonto lo apprezziamo, in che volte siamo in contatto con Lui. Va bene. La forma più bella di credere in Lui però è di conoscerlo, di persone, e lì bisogna andare al Vangelo. Allora si lo conosce e al place e si vuole essere come Lui per mostrarlo Lui a questo mondo. Us auguri proprio te questo, di aver il coraggio di chiappare il Vangelo che visto al cassetto, tirarlo fuori, viargilo e leilo. Dopo il Spirito Santo non stai a vapore, lo sa far capire. Buone giornate e buone vite.